pensavamo di metterci Mettiamoci qui attorno, tutti qui vicino alla fontana, in maniera che facciamo. Allora, intanto ringraziamo tutti i venuti, ne arriveranno anche altri. Prego. Allora, questa iniziativa è prima una denuncia del fatto che questo parco lo stanno già facendo morire adesso, incredibilmente, perché dal 25 luglio, giorno più o giorno meno, forse il 24, abbiamo scoperto che la fontana era stata chiusa e poi abbiamo scoperto anche la sera che è stato chiuso anche l'apparato automatico di annaffiamento delle di irrigazione delle piante. Vediamo se posso fare. Ogni tanto lasciamo per... Allora, si sente, no? Non si sente? Sì. Allora, questa irrigazione è gestita dalla Vesta, dalla Veritas. Prima siamo andati dalle archeologhe per chiedere se erano state loro a interrompere, abbiamo scoperto che non c'entravano nulla, perché non c'è la condotta che passa lì sotto, quindi noi abbiamo fatto la prima verifica e abbiamo cominciato ogni tanto a dar da bere la sera quando non c'era pioggia. Per fortuna è piovuto anche in questo periodo, però guardate per esempio quell'albero lì, guardate, sta morendo, guardate queste siepi qui stanno morendo e tutta la vegetazione dà segni di sofferenza, quasi tutta, tranne i più forti di questi alberi. Quindi abbiamo chiesto ripetutamente notizie al comune, alla Veritas, nessuno sa niente, come se questo fosse ormai terra di nessuno. Perciò quello che facciamo oggi, se riesce, quello che facciamo oggi è di fare un'azione piccola, quella che si fa però già tutti i giorni da persone che abitano qui vicino. Prendiamo l'acqua dalla fontana che c'è in via San Girolamo e con 2 o 3 secchi, fra 2 minuti, organizziamo una catena umana e portiamo un po' di acqua alle piante più sofferenti. Però questo che vogliamo fare è solo ovviamente un atto di denuncia. Questo parco c'è, esiste, anche se qualcuno lo vuole far distruggere, ci si mette anche Veritas o chi per lei a farlo morire così, veramente non capiamo più cosa sta succedendo. Quindi l'iniziativa che è di Amico Albero, Valdemare e altre associazioni, sono ormai 20 le associazioni che appoggiano questa lotta per difendere questo angolo di verde qui a Mestre. È un'iniziativa ovviamente assolutamente non violenta, è violenta l'iniziativa di Veritas che vuole far morire questi alberi, queste piante tranquillamente, addirittura calpestando il contratto di servizio con il comune, perché Veritas ha un contratto di servizio per annaffiare e per tenere in ordine questo parco. Quindi c'è anche qui probabilmente una omissione, un reato. Vedremo se sarà il caso. L'acqua che vedete qui dentro è l'acqua della pioggia, perché qui è vuoto ormai da 45 giorni. Quindi l'iniziativa di oggi, per fortuna ieri, e anche, ha smesso anche presto, però c'è stata una bella piovuta, per cui l'avevamo deciso 3 giorni fa quando c'era secco, e quindi l'iniziativa di oggi dal punto di vista proprio fisico ha solo un valore esemplare, non fisico, nel senso che le piante in questo momento hanno ricevuto pioggia, insomma hanno ricevuto acqua. Invitiamo le persone anche a partecipare all'iniziativa che si tiene venerdì prossimo, non la mattina ma il pomeriggio, dalle 18:30 a 19 in poi. Si farà qui, come abbiamo fatto anche il 2 giugno scorso, mi pare, una iniziativa di letture, di poesia, di musica, concerto che serve per ravvivare e per tenere viva questo luogo, che è stato intitolato a Luigi Brunello, storico mestrino, morto 1 mese e mezzo fa, e che per primo, ancora 40 anni fa, ha chiesto che questo diventasse un parco. Quindi adesso ci organizziamo, mi pare che è arrivato il terzo secchio, ci organizziamo quando ci sono queste iniziative e portiamo l'acqua da via Caneve verso queste piante.
grazie mille. Sì, sì. Allora, se viene venerdì, Benissimo, grazie Va bene. infinite, grazie. Ciao. E vediamo di farcela. Grazie, arrivederci. ho un appuntamento alla Petrinelli. Sono arrivata la Valentina. Ma perché così poca acqua? Perché ho paura che non resista il secchio più di tanto. Luca, un consiglio d'amica, ti conviene appoggiarlo per terra. Ci vorrebbe che qualcuno stesse lì avanti, qualcuno di là della strada, hai capito? Io ve li porto tipo perché dobbiamo anche companizzarci. Mettilo per terra se no stasera si fa bravo. Ma no, ma se tu sai su. Attenta che Grazie a te. allora, no, mettiti qua. Uno di qua? E uno di là della strada. Dai, io vado di là. E senza stare in mezzo alla strada. Attraverso la strada. L'altro sì.